Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi venerdì 7 aprile. Una città sconvolta. Da un mese si sono susseguiti, uno dietro l'altra, ben 5 decessi. Tutti uomini, tutti che vivevano soli, tutti ancora relativamente giovani. Escluso, l'anestesista in pensione Alfredo Giulio, che era sui 75 anni. Tutti trovati senza vita nelle loro abitazioni. Sandro Schiavon, 59 anni. Massimo Bonaldo, 62. Antonello Chiereghin, il penultimo è stato trovato mercoledì sera, anche lui di 62 anni e anche lui residente da Piperno. L'ultimo, speriamo veramente sia l'ultimo, è Alessandro Nordio, residente a Borgo San Giovanni, classe 1968. Anche lui single, sconvolgente che anche lui fosse amico di Massimo Bonaldo. Anni addietro avevano lavorato come portalettere per una società privata e che solo 5 giorni fa sul suo profilo abbia postato una foto di quando lavoravano insieme con Massimo. E anche Massimo Bonaldo, sempre sul suo profilo, aveva ricordato più volte in modo toccante Sandro Schiavon, anche lui trovato in casa senza vita da nipote. Sandro Schiavon il 5 marzo, Alessandro Nordio il 6 aprile. 5 morti in 31 giorni, una batosta. Si presume che il decesso del povero Alessandro sia avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. I colleghi di lavoro, non vedendolo arrivare e non avendo risposte alle chiamate telefoniche, hanno dato l'allarme. Il ritrovamento sarebbe stato fatto dal fratello maggiore nel suo appartamento di Borgo San Giovanni. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Quello che cerca il turista o quello che cerca il locale, più che i luoghi, sono le emozioni, ciò che i luoghi lasciano in noi, il ricordo da portare a casa, serbandolo per sé o condividendolo con gli amici, raccontandolo o mostrando le foto dei posti che hanno maggiormente colpito. Emozione è la parola chiave che rende un luogo unico e indimenticabile. Sono emozioni quelle che i bacari di Rivavena cercano di far scattare nella propria clientela, dando vita a una concorrenza fatta di ricerca del bello, del particolare e dell'unico. Se il buongiorno si vede dal mattino, quello a cui assisteremo nel prossimo futuro sarà una gara a rendere più belli e attrattivi i luoghi in cui si vuol far fermare il turista. Di tutto ciò sarà la città a trarre beneficio, perché i luoghi che si sta cercando di rendere più appetibili fanno parte della stessa. Migliorarli non può che portare benefici a chi li realizza, ma anche a chi oggia. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, super offerta su feltro, pannolence, gomma Eva, 3x2. E sconti su tutti i nastri a metro. Passa alla Pegaso. Una delle migliori Union Clodiense della stagione sbatte letteralmente sul montante delle porte della Internorm Arena di Bolzano. Finisce 1-1 una partita a dir poco stregata, in cui sono addirittura a 4 i pali colpiti dai Granata. Union che si affida alla fantasia di Minicucci nel primo tempo, con Calabrese titolare assieme a Riccardo Serena a supporto di Aliou. A centrocampo chance perduse, difesa collaudata con i ritorni di Marocco e Tirazzi. Primo tempo abbastanza equilibrato, senza grosse occasioni, ma con Minicucci che fa sentire la sua presenza. La grande chance la ha attorno alla mezz'ora Riccardo Serena, ma il suo tiro sbatte sulla traversa a Pichler battuto. Il Bolzano ringrazia e passa in vantaggio. Cremonini, migliore in campo, tira. Marocco salva sulla riga, la palla rimbalza su Munaretto direttamente ai piedi di Elis Capettina, che sotto porta non può sbagliare. Aliou avrebbe la chance del pareggio, ma Busetto in tackle salva il risultato.
Nella ripresa Osorio protesta per un fallo di mano in area di Marocco, proteste del Bolzano, i cambi però danno nuova linfa e al minuto 66esimo i Granata capitalizzano, Filippo Serena scodella in area e Aliou di testa non sbaglia, nono gol stagionale per Grazian. Ultimi 20 minuti di assalto totale, ancora Serena su punizione, respinge corto Pichler e Aliou da pochi passi colpisce la traversa. 5 minuti dopo cross di Tinazzi, svetta Filippo Serena che colpisce la traversa. Al minuto 85 Tognoni sulla destra pesca Rossi che in tuffo di testa prende il palo. C'è spazio anche per un salvataggio sulla riga e un assalto che però viene respinto dalla Virtus che addirittura sfiora il raddoppio, ma Muranetto salva sulla riga, un punto che muove la classifica ma che fa scendere al secondo posto i Granata. Il Legnago espugna Este e va a +2, a 4 dalla fine non si è più padroni del proprio destino, ma la prestazione di ieri può dare uno slancio importante per un finale di stagione importante. A Pellestrina si trovava un centro ittico sperimentale un tempo gestito da Veneto Agricoltura, che si interessava di riproduzione delle specie ittiche marine. In seguito le attività sperimentali si sono occupate anche di allevamento di molluschi, attività quindi molto importanti per chi opera e operava allora nel settore ittico lagunare. Venivano condotte inoltre attività scientifiche in collaborazione con istituti di ricerca, quali l'Università di Padova, dipartimenti di biologia e scienze veterinarie sperimentali, il CNR ISMAR di Venezia, l'ICRAM, riguardante il miglioramento delle produzioni di acquacoltura e il benessere del pesce allevato. Oggi la struttura è stata presa in carico da parte di una società privata che se ne è aggiudicata la gestione. Grazie a questo affidamento la struttura è ora in via di recupero. Mercoledì 5 aprile al Teatro Olimpico di Vicenza il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha insignito del Leone del Veneto Luigi Dalligna, ingegnere e manager nato e formatosi culturalmente e professionalmente in Veneto che ha rivoluzionato mezzi, mentalità, tecnica e approccio alla moto mondiale attraverso una straordinaria capacità ingegneristica nel campo dell'aerodinamica combinata con raro intuito ed intelligenza, con una nuova concezione di telai e motori e nel modo dell'essere squadra dell'intero gruppo, dalla fase progettuale alla competizione, portando l'impresa italiana ai massimi livelli di competitività, consentendo per la prima volta dopo 50 anni a un pilota italiano di vincere un mondiale MotoGP con una moto italiana. Questa è la motivazione. L'ingegnere è riuscito a riportare ai vertici mondiali l'impresa motociclistica italiana. Il premio dal 1999 ogni anno viene assegnato dal Consiglio regionale a un Veneto che si è contraddistinto. Presente all'evento anche il consigliere regionale Marco Dolfin. Per esempio in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Occhio Azzurra, incontro riservato oggi tra il garante della privacy e i vertici di OpenAI, dopo il blocco del 31 marzo di ChatGPT. In questi giorni le posizioni sono state quanto mai variegate, ma l'impressione è che sia stata una mossa basata su buone intenzioni, di cui però è lastricato l'inferno. Messaggi consiglianti erano già stati mandati dal CEO di OpenAI, Sam Altman.
L'Italia è uno dei miei paesi preferiti, pensiamo di aver seguito tutte le regole della privacy, seguiremo tutte le indicazioni del governo e così via. Sam Altman, un nome che ai più non dice niente, ma che presto, a mio avviso, impareremo a conoscere al pari di Jobs, Gates o Musk. Samuel Altman, una biografia da nerd, studi in computer science e matematica a Stanford, 37 anni, il creatore di ChatGPT, il chatbot che si dimostra impressionante passi avanti nella AI. Socio e amico di Elon Musk che però abbandona, come abbandona la Y Combinator, una società di venture capital che ha investito in più di 1400 start-up, per dedicarsi al suo grande progetto, imitare il cervello umano. Per quanto mi riguarda non ho dubbi, l'impressione dopo il blocco del garante è stata la stessa di quando mi sono recato in uno stato retto da un regime dittatoriale, dove non riuscivo a connettermi a internet. Mi sentivo prigioniero. Così, per fare come San Tommaso, oggi sono andato all'estero da un amico e ho provato la nuova versione Plus di ChatGPT. Per me, che sono un po' boomer con la tecnologia informatica, a ingegneria quando ho cominciato usavo ancora il regolo di Bachelite, è stata un'esperienza impressionante, anche se mi è sembrato di poterlo controllare facilmente. Per prima cosa col mio amico mi ha fatto vedere come con ChatGPT è possibile farsi scrivere un programma, un codice, in un trentesimo del tempo che lui impiegava a compilarlo con Python. Poi mi ha mostrato come nei paesi dove ci sono restrizioni come quelle introdotte adesso in Italia si dribbla il problema con un semplice indirizzo specchio in un altro paese. Io ci ho messo 10 minuti collegandomi al sito ExpressVPN, un Virtual Private Network che in pratica indirizza il tuo traffico verso un server nel paese che preferisci, rendendo invisibile ogni tua attività online, indirizzando i tuoi dati di rete attraverso un tunnel cifrato. Da qui ho scaricato ChatGPT ultima versione e mi sono sbizzarrito con le domande. La prima, la più facile, quanto ci mettevo a tornare a casa da Durrës a Binasco. Poi sempre più difficili in crescendo. Se potevo caricare in un trasporto in galleria A un esplosivo di classe 1 da mina tipo B, con un perossido organico, mi ha corretto la domanda che avevo formulato sbagliata di proposito. Quale sorgente dovevo utilizzare per tarare uno scintillatore beta in fase liquida? Trizio o cesio la risposta. Che spessore di progetto dovevo usare in un serbatoio di CPL da 17 bar e 3000 litri. Anche qui mi ha chiesto precisazioni, che acciaio volevo, che diametro preferivo e mi ha dato lo spessore 8 mm, consigliandomi però di consultare un esperto di norme ASME. Da ultimo gli ho chiesto di scrivermi un piccolo articolo su ChatGPT e sul suo creatore Samuel Altman. Il risultato è stato molto meglio di quello che vi ho appena finito di raccontare, ma mi sono imposto di non lasciarmi plagiare. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 7 aprile, è la farmacia al mare in via San Marco a Sottomarina. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni e a breve anche libreria scolastica.